Si allunga la scia di incidenti in mare a Bibione. Un bambino di 3 anni ha rischiato nelle scorse ore di annegare ed è stato recuperato dall'assistente bagnante mentre si trovava in arresto cardiorespiratorio. Dopo le manovre di rianimazione è stato ritrasportato all'ospedale di Padova, dove ha ripreso a respirare autonomamente ed è ora fuori pericolo di vita. Solo nella giornata di lunedì, invece, un altro bambino di 5 anni era stato rianimato dopo una grave sindrome da annegamento. È ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita. Due episodi ravvicinati che hanno spinto il presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, Lorenzo Braida, a lanciare un appello. Da tempo succedeva che non ci fossero due eventi così ravvicinati riguardanti delle creature di 5 anni, insomma. Questo ci fa pensare che l'approccio del nuovo turismo, diciamo, che si sta affacciando sulla costa adriatica sia diverso rispetto allo scorso anno. I mercati di provenienza fanno riferimento al mercato tedesco, ma le famiglie di fatto, pur arrivando dalla Germania, hanno origini diverse. Questo fa sì che abbiano anche un approccio diverso con l'acqua. Non sono sicuramente abituati al mare e i genitori purtroppo si fidano delle possibilità dei bambini che magari vanno in difficoltà, la gente è tanta, non ci si accorge e un bambino piccolo sta presto ad andare in arresto cardiaco. Bevono e ci si accorge che è già tardi. E tante volte i bambini sono in acqua e i genitori stanno a scrollare il telefono sotto l'ombrellone. Quindi siamo molto, molto attivi, molto attenti, ma anche molto preoccupati. Sul doppio salvataggio è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha elogiato la professionalità e la prontezza dell'assistente bagnante, sottolineando il ruolo decisivo delle prime manovre di rianimazione. Un ringraziamento anche alla macchina dei soccorsi, dal SUEM 118 all'ospedale di Padova, definita dal governatore una catena salvavita capace di fare la differenza.